Una fiera millenaria che si rinnova e si specializza. Forte di una lunga storia e tradizione, la Fiera dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave è sempre più proiettata verso un futuro da manifestazione fieristica nazionale specializzata nei settori agricolo, vitivinicolo e agroalimentare. Novità di questa 1354esima edizione, in programma da sabato 13 al lunedì 15 dicembre, sarà la focalizzazione tematica sulla viticoltura con l'istituzione del Salone Biennale Vita, acronimo di Viticoltura, Innovazione, Tecnologia, Ambiente. Significa guardare a quelli che sono tutte le nuove tecnologie, sia per quanto riguarda l'attrezzatura, quindi per effettuare la coltivazione nel campo della viticoltura e poi dell'agricoltura in generale, ma anche innovazione su quello che riguarda lo studio di quelle che sono le nuove piantagioni che sono fitoresistenti, che quindi possono dare luogo a un prodotto che è più genuino, che ha meno residui, che ha anche quindi meno impatto per l'ambiente e più salutare. In questo nuovo salone troveremo i vivai di Rauscedo, che sono un nuovo ospite di quest'anno molto importante, in quanto sono i primi vivaisti al mondo con più di 60 milioni di barbattelle prodotte. Oltre a loro troveremo le scuole enologiche che in collaborazione con il Cravit fanno molta ricerca nel settore. Troveremo i maggiori consorzi di riferimento di tutela del vino, quindi la DOC Prosecco, la DOCG e i Vini Venezia. Troveremo le associazioni di categoria e altri espositori della filiera, perché rappresenteremo la filiera dalla produzione fino poi anche al recupero con il cippato e la trasformazione. Non solo innovativa, la fiera quest'anno è anche solidale. Per ogni biglietto venduto, infatti, 10 centesimi verranno devoluti in beneficenza ai cittadini veneti schiacciati dalla crisi. In questo momento in cui si è lanciati verso nuove idee, nuove operazioni, nuovi strumenti, non dobbiamo dimenticare che in questo territorio vivono le persone e che il momento è estremamente difficile, e quindi anche la fiera diventa un elemento che vuol dare un segnale forte di solidarietà. 10 centesimi per ogni biglietto venduto ha questo significato. Una fiera rinnovata negli spazi e nei contenuti, con la volontà di rappresentare la provincia di Treviso al tavolo regionale dei poli fieristici provinciali. Questo polo fieristico chiede di essere partecipe al tavolo della Regione Veneta. L'unica provincia che non è rappresentata è la provincia di Treviso. Quindi chiediamo alla provincia, alla Camera del Commercio e categorie economiche di unirsi all'ente fiera di Santa Lucia di Piave, perché questa possa essere riconosciuta come fiera provinciale al pari degli altri enti fiera.